Lo storico incontro tra il patriarca Kirill e Papa Francesco apre nuove prospettive per la pace nel mondo. Molte aziende italiane producono in Polonia, una delocalizzazione che crea indotto, anche questo italiano. In Kosovo a garantire la pace resta ancora un contingente militare della NATO in cui domina la presenza del nostro esercito. Celebrato alla foiba di Basovizza il giorno del ricordo dell'esodo degli italiani dalla costa orientale dell'Adriatico. Al Festival del Film di Berlino massiccia la presenza delle cinematografie dell'Europa orientale. È storia l'incontro a L'Avana tra Papa Francesco e il patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa. Un incontro che non c'è mai stato prima nella storia, un incontro che potrebbe aprire nuove prospettive per trovare soluzioni alle guerre in Medio Oriente e in Ucraina. Giovanni Miccoli, storico della Chiesa e professore emerito dell'Università di Trieste, sottolinea come l'ortodossia russa sia legata a doppio filo al governo e al Cremlino, non sottovaluta però la portata ecumenica del dialogo tra il patriarca Kirill e Papa Bergoglio. Il nesso, l'incrocio tra la politica del governo russo e la linea del patriarcato ortodosso è sempre molto forte. Nel 2002 c'è un fortissimo momento di scontro, quando Giovanni Paolo II trasforma 4 amministrazioni apostoliche presenti in Russia in diocesi. Non a caso, nell'annunciare l'incontro tra Papa Francesco e il patriarca russo, il portavoce del patriarcato, il metropolita Ilarion, ha ancora ricordato e ha parlato di una ferita tuttora sanguinante. Papa Francesco nel rapporto con Kirill è più ecumenico o più politico? È più che mai ecumenico, soltanto che tutta la sua linea ecumenica aspira ad avere ricadute politico-sociali. Questo è il punto centrale. La sua linea ecumenica è di passare da una posizione di chiusura della Chiesa Cattolica, di affermazione di esclusività da parte sua, di tendenza di semmai di far integrare le altre chiese e comunità cristiane nella sua realtà, passa a una linea di dialogo, di incontro, di confronto, di parità, per dir così. Le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente hanno condizionato i contenuti dell'incontro? Gli incontri ecumenici hanno la funzione, così come l'anno santo del resto, di una mobilitazione del popolo cristiano, non del popolo cattolico soltanto, del popolo cristiano, per mostrare che l'elemento centrale del messaggio di Cristo è la misericordia, è l'incontro soccorrevole tra fratelli e sorelle. Da qui può nascere la prospettiva di un'azione, di una diversa politica. Ma dopo l'incontro tra Bergoglio e Kirill, come definire il discernimento, il progetto sociale, religioso e politico che persegue Papa Francesco nel rapporto con la Chiesa, le chiese ortodosse? Si prospetta certamente, un rafforzamento o una costruzione di una linea comune, in cui il riferimento a Roma, alla Santa Sede, alla Chiesa Cattolica, può essere un riferimento centrale. Non a caso, dei discorsi di Papa Francesco, i teologi discutono sulle differenze. Noi ci riconosciamo in Cristo, camminiamo insieme. Questo è l'ecumenismo spirituale, questo è il suo discorso. Un ecumenismo che, se riuscisse, se potesse arrivare in porto, avrebbe la forza, la possibilità di una mobilitazione dal basso. Qui siamo nell'ambito dell'utopia. L'incontro tra Kirill e Bergoglio è fondamentale anche per quello che succederà al Concilio Panortodosso che si terrà a Creta in giugno, un appuntamento, anche questo storico, a cui dovrebbero partecipare i rappresentanti di almeno 14 chiese ortodosse.
Un gruppo di genetisti, medici e biologi sloveni, composto in stragrande maggioranza da donne, ha dimostrato la correlazione tra il virus Zika e la microcefalia. Lo studio, il primo del genere a livello mondiale, è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine. La nuova ricerca slovena riguarda il feto abortito da una paziente che si era ammalata in Brasile ed era rientrata sana in Slovenia, incinta di 3 mesi. Gli studiosi hanno trovato una forte concentrazione del virus nel tessuto cerebrale del feto. Produrre in Polonia conviene e per diverse ragioni, dicono moltissime imprese italiane e di altre nazioni che hanno avviato stabilimenti qui. La Italmetal, ad esempio, c'è dal 2004, ha 300 dipendenti e fornisce componenti per elettrodomestici. Primo vantaggio, le tasse. Le tasse in Polonia per business ammontano a 19%, indipendentemente dal guadagno. Invece per quanto riguardano le aziende posizionate in zona economica speciale, per certe attività possiamo essere anche esenti di tasse. Nella zona economica speciale di Jelcz-Lakowice, vicino Bratislava, si è insediata anche Elica, azienda di Fabriano, leader mondiale nella produzione di cappe da cucina. Il costo del lavoro è un altro fattore chiave per chi investe. Mediamente un operaio guadagna l'equivalente di 400 euro. All'azienda costa circa 650. In Polonia non ci sono contratti collettivi nazionali, tutto è affidato alla contrattazione individuale. C'è comunque un salario minimo garantito per legge e quindi sicuramente abbiamo molta più flessibilità per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse, in maniera che siamo molto più attrattivi per i talenti. Elica ha stabilimenti in tutto il mondo, ma il più grande è proprio qui. Posizione strategica tra i mercati del nord e quelli emergenti dell'est europeo. Oggi sempre più la Polonia in termini di disponibilità di talenti, quindi di professionalità, offre moltissimo, quindi è un contesto, è un tessuto culturale, industriale che sta diventando sempre più importante, sempre più vicino a quelle che sono le culture lavorative, industriali occidentali mature. Il know-how di aziende italiane si fa valere anche nel settore servizi. La sorveglianza alla stazione di Breslavia e in molti altri edifici pubblici e privati in Polonia è compito della Civis Polska, filiale del gruppo Cittadini dell'Ordine di Torino. Abbiamo 150 anni di esperienza, il gruppo Cittadini dell'Ordine è nato nel 1870 e quindi tutte le procedure, tutte le attività che abbiamo fatto da quell'anno cerchiamo di esportarle, non solo qua in Polonia ma anche in Ungheria e in Romania. Altro fattore favorevole alle imprese, i rapporti con la pubblica amministrazione, spiega chi fa consulenza per le aziende italiane che si insediano qui. La burocrazia polacca è una burocrazia molto semplice, diretta e facile, è una burocrazia vicina all'imprenditore che non si sente controllato e giudicato in continuazione, ma vede nell'amministrazione un consulente che lo guida nei passi da compiere. E poi c'è la questione del diritto, il diritto è rapido e certo, cosa fondamentale per chi vuole fare l'imprenditore. Basso costo del lavoro, agevolazioni fiscali, forte domanda di beni e servizi, una burocrazia non opprimente. Sono i fattori che permettono alla Polonia di crescere di oltre 3 punti l'anno e di contenere la disoccupazione intorno all'8%. Pochi altri stati europei possono vantare cifre simili. Siamo nel nord-ovest del Kosovo, al confine con il Montenegro, e questo è il Villaggio Italia, la base del contingente italiano operativo nel paese dalla fine del conflitto nel 99. È il giorno dell'addestramento anti-riot, un'esercitazione di controllo della folla in caso di rivolta o tumulto. Con i militari italiani ci sono i moldavi, ospitati nella base assieme agli austriaci e agli sloveni. Sono 550 i soldati che formano il contingente italiano della KFOR, Kosovo Force, la forza multinazionale della NATO di cui fanno parte anche i carabinieri, operativi però nei pressi della città divisa tra i serbi e gli albanesi, Mitrovica.
I militari italiani gestiscono la sicurezza dell'area nei pressi della cittadina Pech-Peje e il loro compito è anche garantire un continuo contatto con la popolazione, le comunità etniche e religiose e le istituzioni al fine di acquisire elementi utili per meglio operare a favore della pace e della stabilità. Tra i loro compiti anche la sorveglianza del monastero ortodosso serbo di Visoki Dečani, risalente al XIV secolo, inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e oggetto di ripetuti e frequenti attacchi. Solo qualche giorno fa i militari italiani della KFOR, in un'operazione congiunta con la polizia kosovara, sono riusciti a sventare un possibile assalto di matrice islamica al monastero, arrestando proprio davanti al sito 4 estremisti armati, tutti kosovari. Nella loro macchina sono state rinvenute altre armi, munizioni e materiale di propaganda del califfato. Assieme alla Bosnia e alla Macedonia, il Kosovo è uno dei principali serbatoi di reclutamento dei combattenti per l'ISIS nei Balcani. La presenza di KFOR, la presenza della NATO qui in Kosovo è un'assicurazione per la stabilità del Kosovo, ma anche per la stabilità dell'intera regione balcanica. Non dobbiamo dimenticare del problema immane dei flussi migratori che stanno attraversando la regione balcanica, ma anche il problema dei foreign fighters. Il Kosovo è uno dei paesi da cui effettivamente un gran numero di kosovari sono partiti per combattere nel califfato. Il generale Miglietta è il terzo italiano a comando dell'intera missione della NATO in Kosovo, alle cui dipendenze operano 31 nazioni. Il generale Miglietta incontra spesso l'abate Sava Janic, che come rappresentante dei serbi ortodossi ha svolto un ruolo fondamentale durante il conflitto e oggi parla delle poche occasioni che le istituzioni e la politica offrono alle due comunità etniche, serbi e albanesi, per conoscersi più da vicino e favorire così l'integrazione. Il Kosovo sta vivendo un momento molto complesso, la crisi politica sta bloccando i lavori in Parlamento, rallentando di fatto il processo di integrazione europea. Alla crisi politica si aggiungono tensioni economiche e sociali dovute a un altissimo tasso di disoccupazione. Nonostante tutto, la missione della NATO in Kosovo è cambiata molto rispetto al 99. Dai 55.000 soldati che sono entrati in Kosovo della NATO nel 1999, oggi siamo arrivati ad una forza di 5.500 soldati e di quasi 3.500 civili. Posso dire che al momento non c'è nessuna intenzione da parte della NATO di ridurre il numero dei soldati in Kosovo. La situazione è sicuramente migliorata. A Sarajevo circa 2000 musulmani, in maggioranza donne, hanno manifestato contro la decisione del governo della Bosnia-Erzegovina di vietare l'uso di tutti i simboli di carattere religioso nei tribunali. I manifestanti rivendicavano il diritto per le donne musulmane di portare il velo, il hijab, in ogni occasione pubblica. Secondo gli organizzatori del corteo, la disposizione limita la libertà dei cittadini. In Bosnia l'uso del hijab fu proibito dai comunisti di Tito per favorire l'emancipazione femminile. Attualmente nel paese solo una minoranza di donne usa il velo, rare sono le donne totalmente velate. Le foibe, le cavità carsiche di cui è disseminato il confine orientale racchiudono una delle pagine più buie della storia contemporanea. Tra il 1943 e il 1947 in questi inghiottitoi scomparvero migliaia di persone, gettate vive o morte dai partigiani del maresciallo Tito. Una vicenda per anni avvolta dal silenzio e che ha rappresentato per chi abita queste terre una ferita aperta. Una ferita che l'istituzione nel 2004 del Giorno del Ricordo ha aiutato finalmente ad elaborare attraverso la memoria. In tantissimi il 10 febbraio si sono ritrovati al sacrario della foiba di Basovizza, luogo simbolo di quella tragedia. Avevo 11 anni quando ho visto i resti di mio padre tirati fuori dalla foiba Plutone a 2 chilometri in linea d'aria da qui, no? Quindi il dolore è soprattutto la gente del coro mi interessa venire qua per il ricordo finché nessun altro dopo faccia quelle stesse cose. I miei figli sono a posto, non odiano nessuno, io non ho nessun dolore, ho solo il ricordo grandioso, ma il ricordo grandioso, il dolore è finito perché sono 80 anni fra 3 mesi. Mio papà e mio zio sono stati portati via nel settembre 1943. Il mio zio, che era capitano dell'esercito, è stato ritrovato, mio papà non è stato mai trovato perché era nell'ultima corriera partita dal castello di Pisino e quelli non sono stati mai ripotuti
ripescare, diciamo, perché erano in una foiba che comunicava con dei torrenti al mare. Qui io vengo, anche se dovessi nevicare, ero qui con 10 gradi sotto zero e non posso mancare assolutamente perché sento un dovere di partecipare a questo ricordo, vero, purtroppo doloroso, tutti per noi, e noi siamo già la seconda generazione, perché la prima era mia mamma, diciamo, io sono la seconda, i figli è la terza, quindi non sentono quello che sentiamo noi. Nessuno può capire neanche quello che proviamo noi. Oltre agli eccidi delle foibe, il giorno del ricordo celebra anche un altro dramma, quello dei 350.000 esuli che a partire dal 1947 lasciarono l'Istria, Fiume e la Dalmazia. Ce ne siamo andati per restare italiani. Io sono, così si diceva in famiglia, l'ultima italiana nata a Pola. Io sono nata nel dicembre del 46 a Pola, sono stata esule a 40 giorni, quindi la mia famiglia ha lasciato tutto. Io ho mangiato pane e pola tutta la vita, è stata la tragedia dei miei genitori e questo giorno del ricordo era dovuto a loro, non a me. L'esperienza non è stata traumatizzante per me che avevo 12 anni, l'esperienza era terribile per quelli dell'età di mezzo che avevano già delle aspettative, dei progetti di vita, che avevano una casa, delle terre. Qua ci sono tante scolaresche, lei cosa gli direbbe? Allora, queste cerimonie diventano sempre più importanti a mano che la generazione degli esuli veri e propri, cioè di quelli che come me sono nati nelle terre dell'Esodo, perché noi ricordiamo l'esperienza perché l'abbiamo vissuta in maniera più o meno traumatica, ma l'abbiamo vissuta, mentre ecco, la tua generazione, la vostra generazione, se non ci sono queste cerimonie e non si studia a scuola la storia contemporanea, come purtroppo molto spesso accade, ecco, queste tragedie non si ricordano. Berlino, capitale del cinema d'autore. Le porte della 66esima Berlinale si sono aperte giovedì scorso, con numeri come sempre importanti. 400 film divisi in 5 sezioni, 20.000 addetti dell'industria cinematografica, 4.000 tra critici e giornalisti e già 330.000 biglietti venduti. Per 2 settimane Berlino è al centro della cinematografia mondiale, in un mondo oggi particolarmente intollerante e di film, come dice Dieter Koslik, direttore del festival, finestre che aprono le menti. Uno dei motivi per cui si tiene un festival del cinema, accanto ai tappeti rossi, alla promozione dei film, alle relazioni, uno dei motivi per cui si fa tutto questo è di aprire delle finestre, e i film sono come finestre. Si apre una finestra per cercare qualcosa che non si è mai visto prima. E speriamo che questo succeda, che se ne discuta, che se ne parli. Forse solo così potrebbe esserci un po' più di comprensione gli uni verso gli altri. Forse potrebbe esserci un po' più di tolleranza. Forse sarebbe più facile accettare la diversità. La Berlinale si è sempre distinta per lo sguardo attento riservato ai paesi emergenti e al cinema dell'Est. Nelle 5 sezioni ospita film come Illegitim, una coproduzione tra Polonia, Romania e Francia, racconto intergenerazionale con giovani attori di prim'ordine, dove le convenzioni sociali e l'ipocrisia del vedovo e patriarca Victor si infrangono contro una realtà che lo pone di fronte alle sue passate responsabilità. Bisogna cosa in casa? In prima mondiale, nella sezione Panorama, rientra On the Other Side del pluripremiato regista e sceneggiatore croato Zrinko Gresta con la storia di Vesna. La sua esistenza tranquilla a Zagabria in compagnia dei 2 figli viene sconvolta quando si rifà vivo suo marito Zarko e i terribili giorni della guerra in Bosnia 20 anni prima riportano a galla un concentrato di odio, amore e rancore. Repubblica Ceca, assieme a Slovacchia e Polonia, firmano Io, Olga Epnarova, una paziente ricerca e l'asprezza del bianco e nero per la pellicola sulla vita della ventenne cecoslovacca che nel luglio del 1973 a Praga uccise 8 passanti alla fermata di un tram. Da una storia maledetta ad una universale, come quella di Rauf, film turco girato in Anatolia sull'amore di un adolescente attraverso la sua ricerca personale del colore più adatto ad esprimerlo.
Turchia e Olanda insieme invece per Young Wrestler, vivere, apprendere e soffrire. 26 ragazzi nella provincia turca di Amasya condividono lo stesso sogno di diventare campioni di wrestling. Di sport estremi e sfide parla Ani Vesnu in Your Dream, interprete Barbara Stikarova, vera atleta ceca di judo, e lei, la 15enne Laura, pratica del parkour, salire sui tetti e lanciarsi da una parete all'altra. Intelligentemente diretto come un road movie dalla giovane promessa della cinematografia serba Nikola Ljuka, coprodotto con la Grecia, ecco Humidity. Protagonista Petar, uomo d'affari, ambizioso, saldamente ancorato alla sua ricchezza e ai suoi privilegi, nonostante la scomparsa della moglie Mina nel nulla. Il film è un affresco feroce della Serbia del dopo Milosevic e della sua classe neocapitalista, in gran parte corrotta, ma attenta a non perdere la sua appariscente esteriorità.